Gara interessante quella dei 400 stile libero con Francesco Peron subito all'attacco. Tattica senza indugi per lui, 26,79, 27,27 per Giovanni Coan, 27,74 Riccardo Cervi. Francesco Peron, atleta che sa ben gestire le gare da mezzo fondo, 200 e 400 stile libero, è stato in carriera campione italiano giovanile dei 200 stile nel 2010, nel 2013 argento nei 200, bronzo nei 1500 e argento nei 400 stile libero. In quell'occasione aveva notato 3,52,28, 56,47 per Peron, Coan a 24 centesimi, 56,71, Cervi 57,45. Francesco Peron ha indossato i colori della nazionale giovanile già in 2 occasioni, Coppa Komen 2012, oro con la staffetta azzurra 4x2, 2 volte bronzo, 200 e 400 stile libero, e agli Europei Juniores del 2013 quinto posto con la 4x200 azzurra. Invariate le posizioni ai 150 metri, Peron, Coan, Cervi nell'ordine. Attenzione a Coan, campione italiano giovanile dei 1500 stile libero, potrebbe cambiare passo dopo la virata di metà gara, deve cercare sicurezza nella prima parte di gara. Francesco Peron, una lunghezza per lui di vantaggio, Peron 1,56,27, 1,57,96 per Coan, 1,58,18, ancora Cervi in terza posizione con Gazzola che si fa vivo dalla sesta corsia. Il campione italiano giovanile del dorso Gianluca Gazzola nuota in sesta corsia, ottimo stile liberista, sempre a medaglia anche nelle specialità dello stile libero. Crolla Coan, c'è l'attacco di Gazzola, cambia